Una promessa e un rinvio di una settimana. L'incontro romano della Presidente Serracchiani sul destino della terza corsia si è chiuso con una rassicurazione. Il governo cerca fondi per continuare i lavori e pensa a prolungare fino al 2017 la concessione ad Autovie Venete. Un nuovo incontro è in programma la prossima settimana. Intanto però la Regione sta pensando a cambiare strategie politiche su vari fronti per rinvigorire l'attrattiva del Friuli Venezia Giulia anche sul fronte del turismo. Le infrastrutture in Friuli Venezia Giulia sono carenti, abbiamo bisogno di portare persone in Friuli Venezia Giulia e per portarle dobbiamo dare le motivazioni per far questo. Quindi una grande riforma per i prossimi 5 anni del turismo in Friuli Venezia Giulia da disegnare e da presentare entro dicembre. Cambierà presto l'intera gestione del settore che dalle agenzie dei vari territori tornerà in mani regionali. La regia deve essere della politica, della Regione Friuli Venezia Giulia, dei vari assessorati che poi fanno operare questi enti. Non si può lasciare che questi enti vadano per conto loro, alle volte anche in contrapposizione a quelle che sono le linee programmatiche regionali. Di pari passo con la rivoluzione turistica procederà una riforma del commercio. Commercio che per troppo tempo è stato lasciato ad un andare per conto proprio ed invece va inserito a pieno titolo all'interno dei processi di ristrutturazione e di sviluppo della Regione Friuli Venezia Giulia. Nell'agenda della Giunta guidata da Deborah Serracchiani tra le priorità anche la riforma della sanità regionale sarà pronta per il 2014. Organizzeremo l'offerta di salute ai cittadini sulla base però di un'analisi della loro domanda, che non è più la stessa e che sta cambiando, evolvendo in modo molto rapido, in un sistema di contenimento, di sostenibilità economica.